Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, buon venerdì a tutti e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 0422 16 26 798. Allora questa è la puntata di chiusura tra virgolette dell'anno e sarà una puntata molto interessante perché parleremo di legittima difesa. Allora, con tutti i casi che sono capitati nella cronaca nazionale, ormai li abbiamo ascoltati tutti e ci siamo chiesti, ma allora questa legittima difesa, questa legge chi tutela? Tutela il malvivente o tutela la vittima? Perché non riusciamo più a capire chi ha ragione e soprattutto che cosa succede quando una persona nella propria dimora, nel proprio ambiente domestico viene scosso e allora lì diventa una vittima, diventa un carnefice, è una vittima della società, è una vittima della legge. Allora il tutto verrà discusso con noi in studio Antonella Tocchetto, consigliere comunale del Partito Democratico di Treviso, benvenuta. Buongiorno a tutti. Il piacere di avere in studio con noi Andrea Ostellari, segretario della Lega Nord di Padova, benvenuto. Buongiorno, grazie. E il piacere di avere in studio con noi Roberto Zancani, imprenditore orafo. Buongiorno e grazie in particolar modo perché questo è un periodo intenso per voi, esatto, per essere qui con noi. Allora che cosa succede? Succede che nel nostro paese c'è una situazione piuttosto complicata perché i ladri di appartamento vengono smascherati 3 volte su 100 casi e praticamente il 97% rimane impunito. Stessa cosa accade con il borseggio, ad esempio solo il 2% delle persone che compiono questo tipo di reato viene smascherato. Allora che cosa si rischia se vai a rubare in casa? 1 anno di carcere, ma poi ci sono le attenuanti, ci può essere il patteggiamento, insomma forse 5 mesi di carcere. E intanto però chi è rimasto a casa, si è trovato un topo d'appartamento, vive con le goccette, non riesce più a dormire e fa fatica ad avere fiducia magari nel prossimo. Allora Zancan, vogliamo un attimo ricordare cosa le è successo, perché lei ha vissuto veramente un momento, posso definirlo da arancia meccanica, cioè con queste persone con le pistole puntate. Racconti. Guardi, fosse stato solo una volta, dico, vabbè. Già una volta è troppo, però esatto, insomma. è che purtroppo è da 10 anni a sta parte che è un ripetersi queste vicende. La mia unica colpa è fare l'imprenditore orafo, perché io ho solo quella colpa lì, perché dopo... È il mestiere. Il mestiere, io di fatto non mi sento neanche più una vittima, no? come di solito ti dipingono, mi sento più un bersaglio perché viva Dio, cioè, e penso che sia arrivato il momento che il vaso è pieno e l'ultimo episodio è quello che ha fatto proprio scattare la molla in me e non accettare più questa realtà, perché purtroppo vivere in queste condizioni, lavorare e vivere in queste condizioni io non lo auguro a nessuno. Lei comunque ha la fibra di tener duro, di garantire il posto di lavoro ai suoi dipendenti e insomma di mandare avanti anche un'economia che nella nostra regione è un'economia importante, no? Nel Vicentino. Io quello so fare e vorrei continuare a farlo, magari farlo anche in sicurezza. Allora prendo la telefonata e poi ci riflettiamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buona festa a tutti. Grazie, anche a lei. Leggevo la tutela delle vittime dei malviventi. Questa legittima difesa. Io faccio appello alle forze dell'ordine di girare, perché purtroppo c'è una realtà che sono dei segnali molto forti che di notte ho trovato il pomello della chiusura di casa molto cadente, ho trovato la serratura molto graffiata, ho trovato le maniglie e i balconi molto molli. Qui non è un'isola felice, però non si fa. Il politico deve anche rispondere. Ma scusi signora, lei di dov'è? Non solo politiche, quelle che interessa a loro, bisogna sentire anche la voce del cittadino, che tra l'altro ho una carta molto speciale in comune. Ma scusi, di dov'è lei? E io da Tor Viscosa ho una carta molto speciale in comune. Ok, allora signora, quindi lei fa l'appello che le forze dell'ordine possano girare un po' di più e che ci sia insomma un po' più di tutela del prossimo e che i politici si diano un po' più da fare. Io la ringrazio molto e le auguro intanto buone feste. 0422 16 26 798. Allora Zancan, lei vuole fare il suo mestiere, lo vorrebbe fare tranquillo.
tranquillo non lo è, perché una persona comunque che come lei, diciamo, gira armato e alla sera entra in casa con la speranza di non trovare sorprese. Allora, brevemente ci dica, per quanto è possibile, che cosa le è capitato. Beh, penso ormai la storia o le storie, le vicende che mi sono successe le conoscono ben tutti. Comunque brevemente è iniziato tutto 10 anni fa, quando una notte ero dentro casa mia alle 3 di notte, sento che parte il sistema perimetrale, vedo che ci sono 3 individui dentro il cortile di casa mia, vengono verso la porta di casa e cominciano ad armeggiare sulla porta per come entrare, no? Io ho capito immediatamente cosa stava succedendo, ho preso la pistola che regolarmente ho sempre detenuto, porto in sicurezza vado a mettere in sicurezza mia moglie e i miei figli su di sopra e io ritorno giù dietro la porta, resto qua perché è l'unica maniera dove posso fare qualcosa. Nel frattempo ho detto a mia moglie che chiamasse le forze dell'ordine, le guardie, anche quelle private che di solito ci seguivano, e però questi nel frattempo non si fermano, continuano. Questi nonostante che l'allarme perimetrale sia partito sì, però loro non lo sentivano perché non sentiva e percepiva solo lei. Sì, perché è fatto apposta in modo per... a un certo punto, quando ho visto che questi qua avevano cominciato a tirare fuori attrezzi strani o cosa, io sono andato su un posto dove potevo vederli e dove io mi sentivo abbastanza in riparo, e ho cominciato a sparare in aria per fargli prendere paura. Questi si sono messi davanti a me e lì c'è stata praticamente una sparatoria che è nata in qualche maniera se ne sono andati, io sono rimasto a casa, sono arrivate le forze dell'ordine e tutto quanto, hanno visto i bossoli per terra e tutto quanto, mi dicono chi ha sparato, io ho detto la verità, ho detto io ho sparato perché per mettergli paura, questi hanno risposto e mi sequestrano l'arma perché hanno detto che c'è stato un eccesso di legittima difesa perché non c'erano segni di infrazione. Però 10 anni fa questo quindi nel 2007, diciamo la cosa. Esattamente. Io gli ho raccontato, anche mia moglie, ho detto guardate che c'erano queste persone che volevano entrare dentro casa, era il periodo delle rapine in villa, se vi ricordate che era quel periodo più o meno, anzi nel finire del... E mi sequestrano l'arma, ho preso un avviso di garanzia, ho dovuto trovarmi un penalista che mi difenda perché viva Dio, cioè, il procedimento era partito, io gli ho spiegato in tutte le maniere. Sta di fatto che dopo... Tra l'altro contro ignoti perché non erano stati identificati. Dopo 3 settimane torno a casa dall'azienda la sera, faccio per entrare dentro in casa, entro dentro la porta di casa, non vi vergogno di dire che cammino con i gamberi da dove lascio la macchina per guardarmi alle spalle, però non ha servito a nulla. Finché stavo chiudendo la porta di casa, ne è arrivato uno che ha cominciato a spingere, ne è arrivato il secondo, è arrivato un terzo, io non ce l'ho più fatta, c'è stata una colluttazione quando sono entrati, è arrivato anche una quarta persona, cioè 4 contro 1, cioè niente da fare. Mi hanno preso di peso dopo la colluttazione, mi hanno portato davanti a mia moglie, mi hanno fatto inginocchiare per terra, cioè avevo la piccola che aveva 4 anni, il ragazzo aveva 9 anni, mi hanno inginocchiato per terra e mi hanno puntato una pistola sulla testa e niente, è passata 1 ora e 3/4 di inferno. Con i bambini lì? Perché sapevano che lei non aveva la pistola? Non lo sa. Tu sei impotente in ogni caso perché loro sanno cosa stanno perpetrando nei tuoi confronti e tu per quanto sei pronto sei sempre preso... Ma chi è che è pronto a una cosa no, del non sei mai pronto, anche se la paura è dentro di te, però tu non sei mai pronto, ok? Quello che dico io è questo, cioè questo fatto che penso che sia stato il peggiore che ci sia successo perché ha coinvolto la famiglia che assolutamente non c'entra nulla. Ho avuto un'incursione dopo altri 3 anni e mezzo dentro la fabbrica dove una notte mi sono trovato un comando di 8 persone che mi hanno sparato 70 colpi di Kalashnikov, che mi ha salvato è stato soltanto i vetri antiproiettili che avevamo all'interno dell'azienda perché quando l'abbiamo fatta non abbiamo risparmiato su niente. Alla distanza di un altro paio d'anni apriamo il punto vendita, dopo 1 anno e mezzo, barra 2 anni, succede una rapina che io non mi sono neanche accorto perché c'erano dentro la responsabile,
ex Mara del Brenta sportano 1.180.000 euro e sequestrano la responsabile, la portano via con loro per assicurarsi le vie di fuga e la liberano. Anche rapimento. Un disastro totale, perché chi convince ancora queste persone a tornare sul posto di lavoro? Nessuno. Lei l'ha chiuso infatti un punto vendita poi. Sì, l'ho chiuso e vi spiego anche perché. Con l'ultimo tentativo, cioè l'ultima tentata rapina dove è morto quel delinquente, lì praticamente l'assicurazione dopo una settimana, visto che io ho sventato quella rapina, cioè io con l'aiuto di Stacchio, invece di avere un ringraziamento che abbiamo sventato un'altra rapina che poteva essere un altro premio milionario, ci hanno mandato una raccomandata, mi hanno disdetto? Sì, perché sono una persona a rischio. Ho dovuto chiudere a malincuore per forza, perché senza assicurazione, con quello che è successo, la dipendente è impaurita. Il dipendente mi ha detto, noi andiamo, non entriamo più. Certo. E allora guardi, 0422 16 798, lei la racconta, io l'ho già sentita questa, però ogni volta che la racconta a me vengono insomma i brividi, perché al di là del fatto della rapina, del caso Stacchio, quella la conosciamo, ma pensare a quei bambini inginocchiati di 4 e 9 anni, insomma ti prende un colpo al cuore. Allora 0422 16 798, torniamo subito dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 0422 1626 798. Allora, volete dire la vostra? Secondo voi questa legittima difesa in Italia fa acqua, tutela i malviventi, le vittime, che fine fanno? E allora Andrea Ostellari, segretario della Lega Nord di Padova, lei ha sentito, abbiamo dedicato un po' più di spazio a questa storia perché merita di essere ascoltata. Tra parentesi, malviventi impuniti, mai rintracciati, mai trovati. Ecco, quindi fa parte di quel 98%. Allora Ostellari, gli ultimi casi di questi giorni sono casi comunque che fanno riflettere, e poi c'è questa sensazione un po' del libero arbitrio sul concetto della legittima difesa, sull'ovvero, non vero, quando uno nella quiete domestica viene turbato, insomma c'è molta confusione, ma i ruoli sono ben chiari, c'è uno che ti entra in casa e tu che sei ben difeso, sei a casa tua, nella tua dimora, nelle tue pertinenze, nel tuo giardino, nel tuo garage. Allora, la storia di Zancan, che fa venire i brividi ancora oggi a sentirla raccontare, ti dimostra che cosa? Che evidentemente abbiamo uno Stato che non riesce ad intervenire e a prevenire certi reati. I reati sono questi: rapine, perché sono rapine, quindi violente, furti all'interno dell'abitazione, all'interno di luoghi, diciamo, di privata dimora, ma con la violenza. E quindi queste sono le rapine. L'aggravante della violenza. In precedenza, negli anni passati della nostra storia, anche veneta ma anche italiana, questi tipi di rapina venivano commessi in maniera inferiore. Oggi queste rapine sono portate avanti in maniera invece maggiore. Furti anche all'interno delle case, con violenza, molti dei quali peraltro molte volte non sono nemmeno denunciati. Il 98% dei casi non sono ritrovati i colpevoli. Non sono identificati. In alcuni episodi, e adesso stanno montando questi episodi, cosa accade? Che si ritrova ad essere indagato prima e imputato dopo chi è vittima di questi accadimenti. Perché? Perché si difendono, perché cercano di difendersi, magari a volte anche maldestramente, certo, ma cercano di difendere se stessi, il proprio patrimonio e soprattutto la famiglia, chi ha figli e quant'altro. Allora, che cosa dobbiamo fare a nostro avviso? Una cosa molto semplice: dobbiamo cambiare questa norma che oggi non consente assolutamente di vedere protette le vere vittime di questi fatti. Chi sta dentro, chi vive in casa, chi è subisce. Padre, chi è marito di una moglie, chi è padre di due o uno di figli, deve essere tranquillo che se anche usa violenza per rispondere a questi criminali, perché i criminali sono loro, venga tutelato, deve essere tranquillo. Allora io prendo Stellari la telefonata, poi continuiamo. Pronto? Buongiorno, buon venerdì. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sì, io sono Anna. Io non ho avuto furti in casa finora, però viviamo sempre nell'incubo, nel terrore
si cerca di restare chiusi in casa quando è l'imbrunire della sera e ogni movimento ti mette a sobbalzo. Noi abbiamo armi in legalità e non nascondo che adesso farò un corso anch'io per usarle, per iniziare perlomeno, perché ho già provato per sventare un tentativo di furto, ero a casa da sola, qualche anno fa comunque ho sparato, non ho preso paura e adesso questo mi rincuora che avrò il coraggio di farlo. Dico una cosa, Tosta. quando sento parlare di magistrati, di gente che ci giudica, mi sembra di stare a parlare con un'associazione a delinquere contro noi italiani. Non pensano alla nostra tutela, comunque i delinquenti sono legalmente, ripeto, protetti. Signora Anna, Protetti. io la ringrazio. Da dove ci chiama, signora Anna? Da Scorzè. Allora intanto le auguro un buon Natale e faccia questo corso, perché comunque, visto che ha un'arma, è meglio anche, insomma, saperla usare. Allora, grazie signora Anna. Allora, è chiaro che i telespettatori, insomma, un po' tutti noi ci interroghiamo quando sentiamo delle sentenze a sfavore di chi, insomma, proteggeva la propria casa. Pensiamo anche al tabaccaio Birolo, che, insomma, ha dovuto andare avanti, nel primo grado accusa, nel secondo caso ha avuto l'accusa. Allora, Ostellari, la Lega si è sempre schierata per una legittima difesa piuttosto tosta, no? È legittimo fare un po' di tutto quando uno ha casa, leggiamocela così. Più che legittimare comportamenti, si tratta di capire esattamente fino a dove lo Stato riesce ad intervenire. Ripeto, prima l'ho detto, se lo Stato interviene e riesce a intervenire per prevenire i reati, problemi non ce ne dovrebbero essere. Paradossalmente però oggi dovrebbero esserci davanti ad ogni abitazione di chi ha questo tipo di situazione un poliziotto. Allora lì riesce a prevenire, perché è un soggetto a rischio, riesce a prevenire non avremo bisogno nemmeno di parlare, avremo bisogno di assumere di questo turnover che si sblocca delle forze delle polizie, non avremo bisogno di parlare di articolo 52, quindi di legittima difesa. Però siccome non è così e lo Stato, abbiamo visto, non è in grado di poter fare diversamente, almeno l'hanno dimostrato, insomma, chi ha governato fino ad oggi, dobbiamo garantire che cosa? Un'inversione. Lo Stato non deve più permettersi di mettere sotto accusa chi all'interno della propria abitazione, quindi all'interno di determinate caratteristiche fisiche, reagisce a qualcuno che gli entra in casa, anche se questa reazione è sproporzionata. Questo è quello che diciamo noi. Allora, Antonella Tocchetto, lei è anche avvocato, anche lei è avvocato, insomma, tra colleghi magari ve la capite un pochino meglio, però noi facciamo fatica da normali cittadini avere la sensazione che uno venga accusato di dover pure risarcire la vittima, che in realtà non è una vittima perché ti è entrata in casa. Non è che uno si perde in casa tua di notte, ci entra in casa tua, non è che si trova in una strada in una città e dice ma mi sono perso, era casa tua. Quello che facciamo così fatica è questo concetto dell'eccesso di legittima difesa. Ma se è notte, io non capisco niente, mi armo con quello che ho e colpisco, è buio. Certo, allora l'articolo 52, che è una vecchia dicitura, praticamente dice che l'offesa deve essere proporzionata all'offesa. Io ho sentito veramente con i brividi anch'io la storia di Zancan. Il vero fatto è, e qui lo dico veramente, io non sono un parlamentare, però un po' me ne vergogno del fatto che i nostri parlamentari non siano stati in 5 anni, ma anche in 6-7 anni, così seri di poter difendere non solo la proprietà, ma anche le persone, perché noi dobbiamo difendere per prima le persone. Detto questo, è passata alla Camera una modifica della legge sulla legittima difesa, anche a seguito di veramente milioni di firme, che non sono neanche più migliaia, sono veramente tantissime firme. E questa legge, che è stata votata, escluso dalla Lega che la voleva un po' più rigida, ma insomma PD, no? Forza Italia l'hanno votata, aveva proprio al centro la persona e anche attenuare ovviamente la questione della proporzione.
e oltretutto anche a chi ha subito il danno anche trovare un gratuito patrocinio, questo, perché non è giusto che chi come Zancan chissà poi quanto si deve pagare non solo le spese purtroppo fisiche ma anche legali. Il problema è, io mi ci metto in mezzo perché comunque ha una tessera di partito, il problema è che al Senato non è stata più calendarizzata, perché poteva magari avere un'ulteriore modifica e trovare anche una soluzione. Sì, perché poi c'è tutta quella questione dell'ovvero, è vero, ma è ferma. Detto questo, io credo che il prossimo Parlamento su questa cosa lo deve fare. Allora io prendo la telefonata perché la gente da casa il primo passo l'abbiamo fatto. È giusto comunque che chi poi viene secondo me ritenuto innocente abbia il risarcimento di tutte le spese. L'ultimo dovrà pagare 25.000 euro e ha avuto anche una condanna in primo grado di 4 anni. Beh, stiamo parlando dell'ultimo caso del macellaio. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Mi senti? Buongiorno. Sono Bruno. Buongiorno Bruno. Io sono responsabile operativo di un istituto di vigilanza. Sono 40 anni che lavoro nel settore della sicurezza. Da giovane, per quasi 15 anni, ho seguito le forze dell'ordine, perché facevo parte delle forze dell'ordine. Oggi ci troviamo di fronte a un meccanismo molto vizioso da una parte e leso al massimo dei termini. Allora, per quanto riguarda il gioielliere, doveva subito fare un esposto alla Procura della Repubblica contro lo Stato per il semplice fatto che non è stato garantito la sua incolumità. Nel momento in cui gli hanno sequestrato l'arma, doveva rifiutarsi di consegnarla, perché non sono le forze dell'ordine che determinano un giudizio, ma è una sede giudiziale, quindi l'arma gliela consegna nel momento in cui un magistrato mi manda un atto di sequestro dell'arma come parte per una causa. Seconda cosa, ho sentito tante cose riguardo alla sicurezza, la persona che dice mi armo, non mi armo, tutto quanto. Armarsi, fare dei corsi, fare dei corsi per difesa personale, seguire cioè è la Costituzione che ce lo insegna e mi sembra che a tutt'oggi non ci sia stata nessuna modifica nella Costituzione. Ci sono stati degli aggiornamenti che non hanno portato a nulla, mi dispiace anche per il discorso della Lega che non sono riusciti a portare al massimo dell'efficienza alla loro proposta, e questo me ne dispiace perché oggi come oggi noi cittadini italiani siamo totalmente vulnerabili e prede di questi sempre i soliti ignoti. Signor Bruno, io la ringrazio davvero molto, porti pazienza e complimenti, è proprio preparato perché è da tempo che senta, l'articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dice che insomma ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona umana, e che questa persona umana va al di sopra dei valori quando ci si trova davanti al fenomeno dell'eccesso della legittima difesa. Abbiamo anche questa regolamentazione che ci porta insomma un po' più a favore di chi ti entra in casa. Zancan, guardi la telecamera, mi dica, glielo dico in termini così, quanto ci ha smenato di soldi, se ce lo può dire, tra avvocato, lasciamo perdere l'aspetto psicologico, per quello non glielo ridà nessuno, no? Guardi, cioè, quanto ci ha smenato? Quando tu perdi dei soldi non è che ti dimentichi quanti ne hai persi, anzi ti ricordi più di quanti ne hai persi di quanti ne guadagni. Quelli delle banche di questo periodo si ricordano. Lasciando stare il tema delle banche. Allora, tra tutto quello che ci è successo a noi e con la chiusura del punto vendita, con le perdite che abbiamo avuto perché quando ti fanno delle rapine l'assicurazione non ti risarcisce mai del tutto, io ho fatto conto che a oggi ci ho smenato, come dice lei, 1.200.000 euro.
Non è che sono cioline. Cioè non è che sono i 30.000 euro dell'avvocato. È la chiusura di un punto vendita, quindi vuol dire che lei quel punto vendita non ce l'ha più, e non mi rende più niente. Non c'è più però, allora, la serranda illuminata che garantisce le sicurezza. Però noi da bravi veneti siamo abituati a alzarsi presto la mattina, a tirarsi sulle maniche, lavorare e guadagnarseli. Non è intanto a me che mi pesa la perdita che ho avuto. Quello che mi pesa, e adesso cambio tono perché bisogna cambiare registro. Allora, prima avete sentito le mie vicende purtroppo tristi e che sanguinano ancora, perché non è che si cancellano, ti lasciano un solco indelebile dentro. Quello che mi fa più male è che tu non vedi che c'è qualcosa in atto che possa cambiare, che possa metterti nelle condizioni. Con questi 10 anni per lei non è cambiato nulla. Assolutamente. Allora, io mi rivolgo a lei che è un esponente del Partito Democratico, che ho avuto davanti il Davide Ermini proprio quella sera che hanno accantonato per l'ennesima volta la riforma sulla legittima difesa, e ho chiesto anche esplicitamente perché l'avete fatto per l'ennesima volta, perché non è mica la prima volta, e mi è stato risposto che è una questione molto delicata. Questo mi è stato risposto, che dopo quello che io ho subito, che è una questione molto delicata e che deve essere presa con le pinze, perché se un bambino di notte ti entra dentro il paracadute di casa tua a prendere il pallone e tu gli spari, non va bene. Allora io dico, e gli ho già risposto anche a lui, che i bambini alle 3 di notte, casa mia, dormono e non sono in giro per i parchi delle altre abitazioni. Primo. Secondo, io devo avere il diritto di difendere la mia proprietà, i miei beni e i miei familiari soprattutto. Nessuno mi deve giudicare se io, all'interno della mia proprietà che deve essere inviolabile, io mi difendo. Ma lo dice anche il codice penale, il 614. Perché altrimenti deve esserci chi lo fa di mestiere o di dovere nei miei confronti proteggermi. Allora, qua io ne ho sentite, scusatemi se io ne ho sentite di mille colorazioni, no, cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare. Io dico che è una cosa tanto semplice, qua non c'è, intanto non c'è la volontà di poterla cambiare sta roba qua, cioè mi dispiace dirlo, ma non c'è la volontà. Ma infatti non l'hanno più calendarizzata da parte vostra, da tutti. Non l'ha toccato, ha detto sì, è d'accordo fino a un certo punto, perché li conosco, cioè dicono che sono d'accordo, dopo la mentalità purtroppo è la mentalità culturale. No, la prima parte l'abbiamo votata. Io devo andare in pubblicità perché per me è come una pistola puntata contro. No, scherzo, ma magari ce ne fosse tanta. Torniamo dopo. Eccoci qui ancora in diretta 042216266798. Abbiamo avuto una pausa un po' devo dire movimentata, perché così sono temi molto delicati. Allora Zancan dice i partiti politici, ma tutto sommato fino a qui possiamo mettere una linea di demarcazione, nessuno ha avuto tanta volontà, indipendentemente dal colore. No, assolutamente, anzi dirò che le hanno anche preso. Insomma, facciamo la distinzione. Allora, dopo la distinzione me la fate dopo la telefonata, portate pazienza, ma c'è chi prende il telefono e ancora oggigiorno ci chiama. Pronto, buongiorno. Bene. Pronto, buongiorno a tutti. Io volevo dire la mia perché sento delle cose qua che fanno rabbrividire. Allora secondo me è inutile i carabinieri, dicono dobbiamo mettere più carabinieri, più questo, più quello. Ma neanche i carabinieri si possono difendere, perché se un carabiniere spara per difendersi, la finisce strana anche lui. Ma che discorsi fate? Ma la signora Tocchetto, mi scusi, lei ha dei genitori anziani in casa, ha dei bambini piccoli, morti. Cosa farebbe se le va a casa e li trova in che condizioni morti, soffocati, legati? Ma dica lei, come si fa a subire queste cose e essere nulla facenti? Bisogna far paura ai ladri. Come si fa a far paura ai ladri? Fagli capire che quello che fanno non va bene. In Italia non si fa, non si può, non possiamo vivere noi nell'angoscia perché se sbagliamo, se ci difendiamo, se facciamo questo, ma come facciamo a vivere così? Come facciamo a vivere così? Io ho subito un furto in mezz'ora, fortuna i carabinieri mi hanno detto per fortuna che lei era via.
Cioè, mi hanno portato via tutto, adesso io quando sento un movimento mi sembra che di notte mi si muova il letto. Ha paura? Non capisce che angoscia che abbiamo addosso. Signora, non possiamo. Io la ringrazio davvero molto per il suo punto di vista, le auguro anche buon Natale, buone feste. Allora, Ostellari, sente il tenore delle telefonate, le persone hanno paura e si aspettano che ci si muova nella direzione di tutelare chi è a casa. Esatto. No, tu sei a casa tua, costruita con sacrificio. Bene, e allora visto che tra poco dovremmo anche andare a votare e dovremmo quindi cambiare questo paese, cambiare il governo di questo paese, le persone che andranno a votare devono avere anche su alcuni temi fondamentali del futuro della vita di ognuno di noi, deve avere idee chiare. Allora, deve poter anche scegliere. Il PD, che governa questo paese da un po' di anni, aveva la possibilità di cambiare questa norma, aveva la possibilità di votare una legge che in questo caso era stata presentata da Molteni, che è uno dei nostri parlamentari, un articolo molto chiaro che poteva, come avevamo detto prima, legittimare l'azione di reazione all'interno dell'abitazione da parte delle vittime vere. Questa legge non è mai stata calendarizzata per volontà politica, è stata portata avanti al Senato perché alla Camera è passata. Sto parlando di quella della Lega. Ma cos'è passato? Dal 2008 al 2013 vi siete arenati anche voi. Sto parlando 2008-2013 vi siete arenati anche voi perché non è passata. Non è quella ed era il governo, era il centrodestra, non era nostro. Stiamo parlando del governo attuale. Sono 5 anni. 2008-2013 non l'avete fatta passare anche voi perché il tema è delicato anche per il centrodestra. È difficile. No, assolutamente. Sì. Il tema che noi vogliamo e l'impegno che noi prendiamo è questo. Noi questo articolo lo vogliamo cancellare, modificare. Voi avevate la possibilità di farlo, non l'avete fatto, avete presentato un pappocchio giuridico con l'ovvero di notte, ma se allora uno ha gli occhiali piuttosto che... Non cambia assolutamente nulla e quella legge si è arenata poi al Senato. C'è stata la storia del crepuscolo, dell'alba. Ma non solo esiste. Quindi la Lega su questo è stata sempre molto chiara. Insomma, oggi lo proponete quando sarà le elezioni una rettifica totale di questa ma noi legge. l'abbiamo proposto subito anche Però oggi. non è stata votata. Non è stata votata, non è stata nemmeno calendarizzata la nostra. Domani mattina vinciamo le elezioni? Bene, a quel punto cambieremo, oltre a tante altre cose, questa la vogliamo cambiare. E allora, prendo la telefonata, Tocchetto le do il diritto di replica. Ricordiamoci che i furti in casa sono 689 al giorno, 29 all'ora, 1 ogni 2 minuti. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno signora, ci dica tutto. Buongiorno e bellissima signora, buon Natale a lei e anche ai suoi gentili ospiti. Allora, volevo dire, a noi vedove che viviamo sole, i nostri figli ci telefonano alla sera, alla mattina, se siamo ancora vive, perché hanno il terrore, vivendo da sole, che ci succeda qualcosa. Allora, io mi chiedo, ma noi, dopo tanti anni di lavoro, di tirar su l'Italia dopo la guerra, sono questi i risultati che dobbiamo affrontare? Non c'era da prevenire, di guardare, di tutelare? Io vorrei parlare con la signora alla mia sinistra che mi sembra al governo del PD. La signora, allora signora, se a lei facessero del male a sua mamma, a suo papà, appena detto che sono mancati e mi dispiace, ma se facessero del male ai suoi genitori non si sentirebbe di essere non una vipera di più? E vorrei parlare ai signori dall'altra parte. Il signore mi sembra gioielliere che gli è stata fatto del male ed sono venuti i cosi a rubare nella sua gioielleria, o sbaglio? Sì, anche a casa, non solo nell'attività. Ecco, allora mi chiedo, ma noi abbiamo fatto un'Italia per avere questi risultati?
Allora, le faccio dare la risposta, signora. Di essere lo zimbello mondiale, che non ci sono regole e ordine. Signora, io noti pazienza, allora io la ringrazio davvero molto e le faccio tanti auguri, spero che i figli la chiamino anche per salutarla, non solo per sapere se sta bene o è viva, insomma, Tocchetto. No, allora diamo una spiegazione, perché insomma, tutto sommato, dicono avete fatto un po' un papocchio e è morta lì, non è che la gente ha detto no, aspetta, correggo, da domani mi rimetto in ordine, no, perché se tu sbagli subito dovresti reagire. Comprendo quello che dice la signora ed è ovvio che se avessero toccato i miei genitori che sono morti o toccassero i miei figli è ovvio che tutti noi reagiamo. Detto questo però c'è da dire una cosa, la questione della legittima difesa è sicuramente un argomento delicato, perché noi avremmo fatto un papocchio, ma almeno alla Camera una modifica un po' più restrittiva sull'articolo 52, almeno alla Camera è passato bloccato al Senato. Però dal 2008 al 2013 il centrodestra allora lei mi deve spiegare, siccome che io sono ignorante, non capisco, ma non è che questo è l'ignoranza. Prima adesso. Allora, alla Camera è passata la modifica, quindi non è modificato l'articolo, perché deve passare anche al Senato. Mi dica cosa avete modificato. Allora, è stato modificato la restrizione, cioè nel senso che la proporzione tra difesa e offesa è più attenuata, è quindi stata accorciata a favore di chi viene offeso e chi viene offeso e subisce il danno può, nel caso sia, diciamo così, perseguito dalla legge, chiedere il gratuito patrocinio, quindi lei comunque non paga l'avvocato. Non è assolutamente vero, perché non esiste non è passato perché e le dirò di più, perché ma non c'è niente di simile, perché è passato solo alla Camera e deve andare al Senato. È stato condannato, è stato condannato, certo, perché la legge è passata alla Camera e non al Senato, perché la legge non c'è. Signori, a casa non capiscono, ho bisogno di parlare. No, è stata promulgata. Ne ho sentite tante. Ma io lo capisco. Ne ho sentite tante, da destra, a sinistra, a centro. Certo. Delle vostre sono le più schifose. Ma non è stata promulgata. Delle cose che non riuscite a mantenere perché non c'è l'interesse di poter cambiare. Ma non è stata promulgata la legge. Primo. L'unica soluzione per sistemare questa cosa, e la dico a tutti perché la sicurezza e la legittima difesa non deve avere nessun colore politico, che sia chiaro, nessun colore politico, perché ma si rende conto che anche il centrodestra non la fa passare? Siccome che non c'è arrivato, allora signori, per cortesia, dai, prendiamo la telefonata e portate il fatto è che comunque parliamo di qualcosa che non c'è. Sto dando delle soluzioni e vorrei continuare a darle. Pronto, la chiameranno come consulente del ministero. Magari. Salvini buongiorno, la chiama come consulente. È una notizia, allora Zancani è chiamato come consulente del ministero. Mi mette ministro della giustizia, altro mi bastano 2 mesi. Ministro della giustizia. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Telefono da Trieste, mi chiamo Rita. Buongiorno Rita. Vi faccio gli auguri di buon Natale. Anche a lei. Vi faccio solo un piccolo esempio di quello che è successo a me. Era di sera alle 10. Ero sdraiata, guardavo la televisione, a un certo momento in corridoio vedo come una scarpa, mi si è congelato il sangue, sono rimasta secca per Venezia. Quando mi sono ripresa, per fortuna era una pantigana, perciò è inutile che la gente dica come uno reagisce. Io in quel momento non avrei potuto prendere ma neanche un spilo, però capisco, se avevo forse in mano qualcosa l'avrei anche fatto. Cioè aveva la pistola. Ancora tanti auguri. Grazie anche a lei. Allora, se avesse avuto in mano la pistola ma avrebbe sparato, avrebbe avuto un bel paio di guanti di lato volevo finire il concetto di prima. Allora, qua bisogna fare una distinzione tra chi è buono e chi fa il cattivo. Questo deve essere chiaro. Buoni e cattivi. Esattamente. Invece mi sembra che qua, quando si arriva davanti a chi ci deve giudicare, ci sia un miscuglio di cose che chi ci rimette è sempre onesto. Allora, per sistemare questa faccenda qua è molto più semplice di quello che si pensa, perché bisogna garantire i delinquenti nelle patrie galere e non in giro per le strade.
chi commette un reato deve avere delle pene certe e severe, ok? Se prende 5 anni li fa 5, perché guardi che il reato che commettono quando fanno violazioni di domicilio, io me ne sono andato a guardare, voi siete avvocati, me lo insegnate. Pochi mesi alla fine. Ok, sì, però se tu metti insieme violazione di domicilio, sequestro di persona, perché quando ti entrano dentro casa è sequestro di persona, ma sotto i 3 anni, dopo ci sono, se reagisci hai dei maltrattamenti e percosse, dunque è un altro reato ancora, ok? Senza contare associazione a delinquere, perché quando arrivano sono sempre 3 o 4 persone, tutti questi reati messi insieme possono fare 20 anni di carcere. Io vorrei sapere chi ha fatto una cosa del genere, quanti anni di carcere ha fatto in Italia. Purtroppo, bisogna che cambiate cultura dentro la testa, bisogna che cambiate il sistema. C'è un codice penale, è sbagliato, è sbagliato, è sbagliato. Si cambia a fare il ministro, lo cambia. Ma certo, farò sempre meglio di voi, farò sempre meglio di voi, perché voi non avete provato sulla vostra pelle. Io vado in pubblicità, poi torniamo con il Serafico Stellari, che lo vedo serafico bene, 0422 16 26798, a dopo. Eccoci qui ancora in diretta, 0422 16 26798. Allora dovrebbe essere l'ultima puntata dell'anno con un po' di armonia e di pace, non ce l'ho neanche durante la pubblicità, però mi fate diventare, mi fate accalorare. Allora, il tema che è complicato, molto complicato, Andrea Ostellari. Allora, Zakan chiaramente ha il suo punto di vista, la sua posizione, è anche comprensibile perché insomma ha vissuto insomma un inferno. Allora, la Tocchetto dice ma anche voi siete stati al governo e tutto sommato non avete concluso un granché, cioè nessuno si è dato una mossa per apportare delle modifiche quando anche era reggente, mettiamola così. Ma perché non è così. In ogni caso, adesso al di là della polemica politica della parte destra o sinistra di questo Paese, guardiamo che cosa dobbiamo fare e che cosa diciamo che vogliamo fare. Noi la proposta ce l'abbiamo ed è lì chiara da un po' di tempo e non è mai stata calendarizzata, non potevamo farla noi, lo deve fare il governo, oggi sono loro al governo e sappiamo cosa hanno fatto, cioè un pastrocchio. Domani cambiamo le cose, noi abbiamo la nostra ricetta, ma non solo sotto l'aspetto della legittima difesa, perché anche qua se no ci prendiamo in giro. Il ragionamento e il cambio lo devi fare un po' anche in altri punti del nostro codice penale e di procedura. Di procedura, ad esempio, avevamo proposto di cambiare quella norma che consente di avere uno sconto di pena a chi si macchia di gravi reati nel nostro Paese. Un terzo, mi pare che ci fosse quella cosa di un terzo. Esatto, quindi chi commette un delitto di femminicidio, strage, cose di questo genere, non può più accedere al rito abbreviato che ti consente di avere uno sconto di pena. Ma anche chi invade casa tua non può avere sconti di pena, perché solo chi la prova sa quello è omicidio. Quello è omicidio, ad esempio, con la premeditazione, secondo me, molte volte. E allora in quei casi tu non puoi assolutamente riceverlo. Ecco, cosa è successo? Sì, noi l'abbiamo proposta. La violazione di domicilio, però non è omicidio, ovviamente. No, noi l'abbiamo proposta. Sono carezze quelle che ci fanno quando ci entrano. No, ma non è omicidio? Noi l'abbiamo proposta, non è passata. Non è passata. Potrebbe diventare. E non è passata, anche peraltro per il voto contrario di qualcuno di Forza Italia. Quindi non è solo sinistra. È stata un po' bipartisan la cosa. Esatto. Allora, oggi noi che cosa diciamo? In questo Paese c'è bisogno di mettere le mani in alcune parti del nostro codice, oltre che a tutto quello che secondo noi va cambiato. La certezza del diritto, la certezza della pena. La pena, perché vengono qui a commettere reati? Prima ci raccontava anche del fatto che ogni volta si sente sempre l'accento dell'est. Vengono qui da noi perché? Perché lo sanno bene. Le intercettazioni telefoniche che vengono compiute in determinati procedimenti ci dicono che cosa? Che queste persone lo sanno prima, andiamo a fare lì la rapina, andiamo a fare lì il furto, perché c'è anche la condizionale che va sempre concessa e non è un problema dei giudici, è un problema di procedura. Della procedura penale, e codice penale. Dobbiamo, ma lo diceva anche Nordio in tempi non sospetti,
la norma sull'applicazione della sospensione condizionale della pena va modificata. Va modulata poi al caso, chiaro, perché se uno viene favoreato, vabbè... Ma abbiamo perso tempo sulla prescrizione, quindi siamo andati avanti. Comunque la cosa che non riesce a capire mai la gente, e poi concludiamo, è che quando ti becchi 14 anni, poi dopo 8 sei fuori, perché non sono 12 mesi, ma diventano 10 mesi, si tolgono 2 mesi, la buona condotta, e intanto Igor, come gira la battuta in questi giorni, Igor il Macedone, è stato arrestato, c'è la battuta perché se n'era uscito dall'Italia, cioè perché insomma in Italia alla fine è andata così, non siamo stati molto bravi, mettiamola così. Allora, andiamo a casa, cerchiamo di essere sereni, di augurare un buon Natale a tutti, da parte di tutti noi, tutti i colleghi, Antenne 3, da parte dei nostri ospiti. Beh, il regalo più grande che possono fare è sistemare le leggi sulle legittime. La vedo dura, perché sono ancora chini sul bilancio, sono chini sul fatturato in questi giorni, sul bilancio. Questo non cambia, però. Perché il 28 sciolgono le Camere. Esattamente. Allora, Roberto Zancan, intanto un po' di tranquillità e di serenità. Non è che si compra al supermercato a tranquillità e serenità. Però insomma glielo auguriamo di cuore. Grazie ad Andrea Ostellari, segretario della Lega Nord di Padova. Grazie a voi, auguri a tutti. Abbiamo avuto il regalo del doppio ospedale, ci è andata bene. Sì. Grazie ad Antonella Tocchetto, consigliere comunale del Partito Democratico di Treviso, per essere stata con noi. Tanti auguri anche a lei. Auguri a tutti i nostri telespettatori, a chi ci ha chiamato, e anche alla Pantegana che si è salvata la vita. Arrivederci.